Italia, buongiorno. Sì, probabilmente questa sarà una puntata nuova. Io non voglio essere noioso, non voglio essere pesante, so che a volte lo sono, ma è perché ci tengo, perché certe robe proprio non ti capisci. Allora, quando io insisto, dico sempre, porca puttana, portati la bici. Guarda qua. Ok, come cacchio fai a visitare Senigallia? Guarda che razza di parcheggio ultra mega tranquillo, ombreggiato, con vista, tranquillo, silenzioso e tutto quanto. Prendi la bici e un paio di chilometri sei in centro. Dai, sì, un po' di più di un paio, però voglio dire. In sostanza, sì, hai capito bene, oggi solo GoPro. In sostanza siamo nel parcheggio del cimitero, ci arrivi tramite un lungo viale alberato, quindi puoi immaginare di notte che tranquillità e posti, guarda, posti gratuiti che hai, quindi vedi a volte basta poco. Qualcosa obbligatorio. Oh, bicicletta o sono anche un monopattino, però i monopattini, sta attento, in certe salite non ce la fanno. Questo messaggio è rivolto ai più svegli: non stiamo campeggiando, stiamo mangiando perché avevamo fame. E vai che l'ho vinta io, via in bicicletta! Bene spuma. Vedi com'è felice anche il Marcus Caldogno andando in bicicletta, che esplora tutti questi posti, li rivive, no? Perché li ha già visti in passato e dice ah mi so di qua e di là, mentre se eri in camper no, sei riconcentrato, le macchine, precedenze, i semafori, come dice mia nonna, uno spritz. Non dovevamo cenare e mangiare il pesce. Cioè, grande Senigallia, ragazzi, in più. Guarda, ma questo intendevi? Sì, questo. Ah, pensavo che è il mercato, Dio caro. No, non è mercato. Sì, vabbè, ma all'aperto pensavo. No, è lì sotto. Sono tutti i depositi. Il marketing Italia, il marketing. Vino e spuma. Eccolo qua, il famoso bastione che volevo visitare. No, che Italia è immenso. Adesso credo che mi prenderò carne, perché ogni volta che entro dentro un castello in bici mangiavo sempre carne. Non so perché, è usanza. No. Ah, non si può? No. Io te l'avevo detto. Vediamo il secondo tentativo se è più funzionale. Dovevate Ci ha visto, toccava a Marco, è saltato tutto. Vabbè. Vino spuma. Una città molto grande, molto grande. Vino spuma. Ti perdi, è dispersiva. Si perde anche il Marcus Caldonius. Ecco il Marcus Caldonius mentre si perde. Tutti al mare. Yeah. Allora, siccome ci hanno incuriosito non poco le chiese marchigiane che fanno a dir poco da cagare, andiamo a visitare la chiesa della Maddalena a Senigallia. Vediamo un attimo. Una cantina. È andato dentro in cantina? È andato dentro in cantina. Dai. Cioè, ha sorpassato le misure di sicurezza, è vero, eccolo là. Parete qua. Che storia, che sballo. Altro che train spotting, queste sono avventure. Tre spot ci fa una pipa a noi. Ma dubito che ci si può fermare in camper qua. No, siamo in piazza Garibaldi a Senigallia, provincia probabilmente di Ancona. Siamo nelle Marche. Parole buttate a caso così. L'importante è saperle buttare bene. Vado a controllare il PIFS X anno Pontificatus. Sono tutte vine spuma, yeah. Eccoti ragazzo nel lungomare di Levante. Marco che entra nello spirito delle teenager, poi loro si girano, adesso vediamo anche Marco che si gira. Come che bello struscio. Struscio, sai cos'è struscio? No. È quando i fighi vanno in centro a girare. Ah sì, sì, alla milanese. No, sì. A esibirsi, un po' come sì, le scimmie quando mostrano il buco del culo ai maschi, sporco, o i pavoni aprono la coda. È vero, Anche lì che ballano, guarda, vedi? È vero. C'è vivacità qua, non è roba per te qua. Sì. Io ho la fortuna di apprezzare tutto. Sì, è cioè, vero, a me piace anche è vero. queste pagliacciate, che è l'abitudine di tirarsi a festa, di farsi vedere. Le tipe che masticavano il chewing gum e sembrava stessero masticando qualcos'altro, cioè, capito? Io apprezzo. Questo è un gentile omaggio per i telespettatori. Tu. Questa roba, il triciclo, poi non i moderni.
non posso certo dirti se ti consiglio oppure no Senigallia, in quanto insomma si tratta sempre di gusti abbastanza soggettivi, no? Pertanto personali. Ti direi, io di passaggio, certo una sosta, una giratina esplorativa così come la stiamo facendo noi è cosa senza ombra di dubbio buona e giusta, ma venirci apposta a Senigallia o fare le vacanze a Senigallia io ripeto non ci verrei mai. Poi sicuramente è il posto con la spiaggia più bella del mondo, questo senza ombra di dubbio, però io non ci verrei mai. E questo è sì il mare di Senigallia. Ti dirò, è molto meglio Jesolo per me da disfattista, c'è un commento da disfattista. L'unica differenza che vedo sono degli edifici un po' più degradati, stile anni 70, primi anni 80, e le colline stile il Conero, no? Il Conero, ok? Che ricorda un po' le spiagge di Piombino. Perché il momento è catartico, nel senso che abbiamo cattato Francesco che vuole dirci una cosa. Sì, noi qua siamo a Senigallia, ok? Sì, spiaggia. Non so se si vede con la GoPro, in fondo c'è la raffineria. No, Comunque il paese qua dritto è Falconara Marittima, dove io ebbi la fortuna di fare il CAR sottomilitare nella caserma di Falconara, detta anche Falcatraz. Aspetta, perché il momento è nostalgico, nel senso che abbiamo trovato questi spogliatoi, no? Che ci ricordano quei vecchi film stupidini italiani dove la gente dentro andava a infrattarsi con l'amante, a fare tutte le cose da film italiani, eccetera eccetera. Non ne convieni? Punto di domanda. Il lungomare e la ciclabile sono lunghissimi. Così. Sai cosa Marco ho notato? Tutte le teenager tutte addobbate, tirate in cincio, che se noi dovessimo fare un mischiotto tra il Darwin e il buon Battiato ci verrebbe a dire pronte per l'accoppiamento, no? Sì. Il porto di Senigallia. Hai visto Francesco? Che hanno messo tutti i giocattoli ginnici come nel parco del lago di Balaton in Ungheria. Ah, ok. Sì. Anche nel parco La Munaressa di Pasiano esistono i... Ma è tutta Pasiano, tutta come Pasiano. Esatto. Cioè il Duomo è come quello di Pasiano, Esatto. e il lago di Balaton come Pasiano. E Vedi il mondo, vedi qua, Pasiano, vedi il mondo. esatto, Italia va a Pasiano, Dio caro, e puntine di Pasiano. Ma Titeo, sai che all'inizio non era il detto tutte le strade portano a Roma, ma tutte le strade portano a Pasiano? Ma poi a cambiare perché Ciocco, tutte le strade che... massa gente, tutti a Pasiano, rompi i coglioni, ha detto infatti. deviamo su Roma, no? Come quella volta la Divina Inquisizione che scaricò, Sì. no, a Roma la decisione per non prendersi merda per l'uccisione di Giordano Bruno. Hai ragione, sì, Ah. sì. Tienimi controllato, gli altri sono dietro, guarda, sono dietro. Che forte il murale su Usa e Z, vedi? Ti cava via, ti intaga un altro. Aspetta, perché guardavo, guarda barche, decine e decine di barche e noi poveri neanche una, c'è neanche una in colletta. Ok, che è l'aperitivizzazione Dove mettiamo le biciclette? abbia iniziato. Qualsiasi cosa io prenderò, voglio le patatine. Ah. E quindi abbiamo i locali adibiti al nostro aperitivo chiusi e quindi Marco sta entrando in una sorta di panico. Ha detto una che mi caccia e una che mi cresce prima. Me l'ha detto Marco, posso farlo, ho il permesso. Me l'ha detto lui che potevo farlo, Me l'ha detto lui. Vai. Una cagata pazzesca. No, sembra una... Lisce. Mi mancavano ste robe. Oh, che razza di MILF che girano qua, una roba incredibile. Mamma mia, no, è stata proprio una vacanza un po' sì bella, però un po' ricca anche di sventure, cose ci sono capitate. È andato via il tizio degli arrosticini. Adesso Francesco è qua un po'... Deluso? Sì, no, l'è venuto un po' impanicato, hai visto negli occhi.
Cioè come quando un tir ti sta venendo addosso, hai capito, che vedi la luce. Domani Boh. In più aspetta, non è finita, chiedi a Marco. Erano passati 3 puttanoni da gara prima e non ho fatto neanche il video. Allora, questo La Perla l'avevo visto per strada. Comunque in ogni caso se lo trovi al ristorante fidati, numero 1. Il fritto e le patatine è tutto numero 1 veramente. Se escono a guardare le minigonne, vai dritto. Benedictus. Guarda le cornucopie on the top sopra. Una leggenda narrava che i nostri eroi sbagliarono strada ed arrivarono così esanimi in luoghi sconosciuti. Wow, che bello! Un convento con il museo della storia della Mezzadria e quella sicuramente il pandino giallo è una macchina da suore. Quello non so se ti hai mai visto per strada e suorete che va via ai 90 all'ora tutte cazzai, è sempre il pandino giallo, sempre. Aveva una roba, probabilmente in Bibbia era scritto così che doveva avere il pandino giallo. Come dicevo a Francesco, non tutto il sale viene per cuocere, c'è anche quello per la neve, i sali da bagno eccetera, e quindi noi perdendoci abbiamo potuto, diciamo, deliziare la nostra vista con questo. Ok, si è persa anche la Marile, praticamente ci siamo persi tutti perché c'eravamo un attimo separati, ci siamo persi tutti perché giustamente c'era il cartello con scritto cimitero e allora noi abbiamo girato perché uno che legge cimitero si aspetta cimitero, se c'era scritto Burger King ci aspettavamo il Burger King, hai capito? Dio buon, quanto pronto è un sogno diventare, ha ragione Alessia. No, Dio mio, guarda qua cosa c'era da esplorare, Italia, l'ospedale abbandonato. No, che figata, quanto vorrei entrare nell'ospedale abbandonato, quanto vorrei entrare. Ospedale SMOM numero 18 Santa Maria Annunziata, che bello, che c'è il filo spinato. No, là no, non c'è, si riesce a entrare lo stesso facendosi scaletta, vabbè, dopo sentiamo gli altri, ma credo di no. Siamo bene o male arrivati, ecco, questo per salutarti, per dirti che siamo ancora vivi, quindi molto probabilmente potrebbero esserci delle future puntate e basta per dire bravo Singano, che bel parcheggio che ti va a trovare. Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on. That's just the way it is.